Allora, siamo sempre con il presidente di Adiconsum Veneto, dottor Cecchinato. Parliamo di altre questioni sempre di grande urgenza. La spesa alimentare, già lei aveva fatto capire, con la benzina bisogna risparmiare. Spesa alimentare, che consigli ci sono, cosa sta succedendo? La spesa alimentare è una delle voci che ci preoccupa di più perché è una voce di costo che per forza di cose tutti quanti dobbiamo sostenere ed incide in maniera importante sul nostro budget familiare. Possiamo, come dire, razionalizzare un po' le nostre uscite quando facciamo la spesa, nel senso di verificare i prodotti che siamo solitamente usi ad acquistare per vedere se ci sono prodotti equivalenti magari di altre marche o anche di marche come dire, meno conosciuute che hanno la stessa qualità ed un costo inferiore. Da questo punto di vista, ad esempio, tutto il circuito dei discount possono essere una piacevole sorpresa, tanto più aumento che i dati... dell'11% negli acquisti dei discount, il rilevamento da Coldiretti, no? Infatti i dati ci confermano che tanti italiani, tanti veneti si stanno orientando a quel tipo di spesa per forza di cose, perché devono far quadrare i conti alla fine del mese. Attenzione poi anche agli acquisti compulsivi, perché fare la spesa vuol dire reperire quei beni, quei prodotti che ci servono per sopravvivere. Tante volte la spesa diventa anche, come dire, una sorta, tra virgolette, di moda, nel senso che sono abituato dalla pubblicità ad acquistare quel determinato prodotto, che può essere la pasta piuttosto che il detersivo e quant'altro. Devo, se ho il tempo per farlo, si spera di sì, verificare che posso acquistare lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore con la stessa qualità, fare delle piccole ricerche di mercato, insomma non farmi prendere dall'emozione come può succedere se vado a fare la spesa con lo stomaco vuoto, banalmente, perché se ho fame, ma questo è proprio uno studio certificato, ma non ci vogliono tante conoscenze per capirlo, tenderò ad acquistare di più di quello che ho necessità. Attenzione ad esempio alle confezioni maxi. Le confezioni maxi non sono state messe in vendita per far fare gli acquisti e gli affari ai consumatori, ma per vendere più merce, perché anche qui è certificato che nella confezione maxi ci sta più prodotto, sì è vero, però se ne spreca di più. È vero che in un periodo di difficoltà economica ci stiamo abituando tutti a limitare gli sprechi e quindi se acquistiamo la confezione maxi e la utilizziamo in maniera razionale tutta, penso ad esempio al bagnoschiuma, ma può essere anche la pasta, può essere la passata di pomodoro e quant'altro, va benissimo. Se è un incentivo allo spreco non va bene. Attenzione poi quando acquistiamo i prodotti a quali sono i volumi o il peso di quel prodotto, perché c'è una prassi ormai inveterata da parte di chi vende i prodotti di mantenere lo stesso prezzo e abbassare però la quantità di prodotto all'interno della confezione. Noi non ce ne accorgiamo perché non siamo abituati a leggere l'etichetta, a vedere il costo e quant'altro, però poi alla fine il nostro portafoglio se ne accorge. Sì, un'ottima risorsa da questo punto di vista sarebbe quella di fare, che è anche un utile esercizio per la mente, di riperire il costo del prodotto al chilo. Quando acquisto in grammi, faccio una piccola operazione matematica, mi aiuta a tenermi allenato il cervello e in più mi rendo conto quanti euro io spendo per quella scatoletta di pesce piuttosto che per la passata di pomodoro e quant'altro. È vero che per fare tutto questo si necessita di tempo, però è anche vero che è un tempo che alla fine ti dà un vantaggio di tipo economico. Tra l'altro in un contesto commerciale, quello veneto, in cui abbiamo molti supermercati, quindi anche molte possibilità di risparmio. Poi anche una terra agricola, se parliamo di frutta e di ortaggi, ma costano purtroppo tantissimo. Costano anche quelli tanto, però magari andando direttamente dal contadino, penso io, qualcosa si può risparmiare.
con un po' di fortuna bisogna trovare quello che fa il prezzo più basso, perché molte volte purtroppo ma... Allora, questo leggiamo il messaggio: esistono da tempo delle app per verificare il prezzo della benzina, addirittura pianificando il proprio percorso ti indica automaticamente il distributore il loro prezzo, unico difetto non sono sempre aggiornati, che è quello che dicevamo. Concordo, e sono delle utili risorse, devono essere aggiornate, ma io temo che proprio sia difficile talvolta riuscire a aggiornarle, perché la variabilità del prezzo è così tempestiva e così veloce che non riescono a registrarla. Ad esempio, io ricordo un caso in cui c'erano delle differenze di prezzo dal giorno alla notte, perché magari nel giorno c'era il prezzo del servito, alla notte invece solo quello del self-service. Chiaramente, se venissero aggiornate anche con l'ausilio dei gestori, dei distributori, che penso abbiano tutto l'interesse a far vedere quanto sia competitivo il prezzo che applicano, e allora queste applicazioni avrebbero un maggior utilizzo. Però comunque ce ne sono un buon numero, e anche, se non sbaglio, le applicazioni che ti danno la possibilità, come diceva il telespettatore prima, di creare il percorso e quindi organizzarlo in modo tale da avere sul proprio percorso anche il distributore più. Bello sarebbe se ci fosse un portale che ci indicasse il prezzo dei prodotti in vendita nelle GDO vicino a noi. Vedrete come scenderebbero immediatamente i prezzi se vogliono tenersi i clienti, soprattutto al sabato con le grandi spese familiari. Saluti. Beh, questa è una grande, un bel consiglio, è una bella sarebbe una bella iniziativa, e non escludo che anche noi associazioni magari possiamo portarla avanti. So già che riceveremo un sacco di critiche, ci saranno anche un po', perché la trasparenza, la chiarezza non sempre è ben accetta, chiaramente, quando una certa come dire, mancata trasparenza vuol dire tanto guadagno, perché chiaramente fare un'indagine di quanto costa la pasta XY in un supermercato piuttosto che in un altro grosso ipermercato, capite che mette il consumatore con un grande potere d'acquisto, di orientarsi verso un centro rispetto a quell'altro, e non sempre questo è visto di buon occhio. Però noi siamo qui anche per aiutare i consumatori a fare questo, e non escludo che questa possa essere una bella iniziativa da fare nel 2023. Benissimo, quindi grazie del suggerimento da parte del nostro telespettatore. Vediamo se troviamo anche la slide relativa della spesa alimentare, che è la pagina 21, se no passiamo subito intanto anche all'altra problematica, grande spesona. Abbiamo il bollo auto adesso più o meno come periodo, ma c'è anche l'assicurazione, eccola qua. Qui vedi quindi la spesa alimentare come va effettuata in base a quello che appunto lei diceva. Se vuole commentare anche la slide. Sì, ecco, tra l'altro questa è una slide che noi abbiamo recuperato da un vademecum che abbiamo realizzato, sul quale noi abbiamo inserito tutti quelli che possono essere i consigli che riteniamo più utili per le famiglie e i consumatori, al fine di risparmiare nella spesa alimentare, come anche nelle altre voci di costo della famiglia, che possono essere i mutui, i finanziamenti, la telefonia, gli acquisti in generale. E capite che anche la spesa alimentare, che è una delle voci di costo più alte, deve essere attenzionata dalla famiglia, e deve essere, come dire, portata avanti una ricerca specifica di mercato di quelle che possono essere le occasioni di risparmio che si trovano nel circondario. Questa è la guida che noi abbiamo realizzata, è relativa all'anno 2022, ma a breve la aggiorneremo con il 2023. È a disposizione presso tutte le nostre sedi dell'associazione di Adiconsum, ma anche sul nostro sito adiconsumveneto.it. Quindi io invito chi ci ascolta a andarla a scaricare, perché vedrà che troverà qualche utile consiglio che lo aiuterà a risparmiare qualche denaro in più, che non fa mai male in questo periodo.
Allora, Presidente, parliamo anche dell'assicurazione auto, vediamo la slide a pagina 32 del vostro Vademecum e ci sono, anche qui avete fatto un po' un'analisi dell'andamento delle tariffe RC auto nell'ultimo anno del 2022 secondo i dati Istat, no? Per cui gli aumenti e le diminuzioni che avete valutato in base a determinati parametri, prego. Certo, anche l'assicurazione auto è uno di quei servizi che necessariamente tutti si devono dotare per poter guidare un'autovettura, e quindi, perché è obbligatorio naturalmente, e quindi anche questo è un settore, mi raccomando, che va ben considerato, perché abbiamo notato che qui ci possono essere delle grandi possibilità di sconto. Chiaramente non è che ogni anno io possa pensare di poter risparmiare 100-200 euro sull'assicurazione dell'autovettura, però un risparmio fatto alla fonte il prima possibile mi produce dei benefici anche negli anni successivi. Chiaro che poi per scegliere il prodotto migliore è necessario verificare quali sono le esigenze, qual è la tipologia di guida, l'anzianità di guida, anche incidentalità del soggetto, però diciamo che oggigiorno esistono delle risorse che possono dare un preventivo e quindi anche un orientamento di quelle che possono essere le compagnie più vantaggiose. Solitamente quelle online o telefoniche, che una volta si chiamavano appunto così, sono quelle che danno le stesse garanzie, questo è bene ricordarlo, con un vantaggio anche di tipo economico. Da questo punto di vista esiste il servizio che è Preventivas dell'IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, che è un ottimo strumento. È vero che è un po' laborioso perché bisogna registrarsi al sito, bisogna inserire tutte le informazioni necessarie per ottenere il preventivo e quindi bisogna avere a disposizione il proprio certificato dell'autovettura e anche l'eventuale sinistrosità, però poi davvero dà la possibilità di ottenere più preventivi da parte di più compagnie assicurative. È una cosa del Ministero? È una cosa ministeriale, sì, assolutamente, istituzionale, oggettiva e senza nessun interesse di tipo commerciale, che consigliamo ai consumatori di utilizzare, perché si possono trovare anche delle belle sorprese. Pensate che una gran quantità, circa il 70% dei consumatori italiani è assicurato da più di 4 anni con la stessa compagnia di assicurazione. Va bene che la fedeltà solitamente premia, in questo caso non premia, perché vuol dire che facendo così io vado a pregiudicare tutte le possibilità di sconto che la competizione e il mercato mi dà la possibilità di ottenere cambiando assicurazione. Perché non c'è il tacito rinnovo. Esatto, non c'è neanche più la necessità di mandare la disdetta, una volta che scade basta che io mi rechi, anzi qualche giorno prima che scada, anche se c'è il periodo di carenza, presso un'altra agenzia e stipulo con loro il nuovo contratto, stando attento alle garanzie, stando attento anche ai servizi accessori, come può essere la tutela legale o il soccorso che vengono venduti, a volte sono anche molto utili, però anche con le stesse garanzie abbiamo verificato che ci sono differenze anche di 100-150 euro da compagnia a compagnia. Capite bene che in un periodo di ristrettezze economiche questi 150 euro magari ci rendono azzaro il saldo dell'aumento della benzina in un anno. Solo per chiudere l'argomento, poi andiamo in pubblicità, c'è il problema delle compagnie fantasma che avete segnalato. Benissimo, in effetti questo è un tema molto delicato, ci sono purtroppo talvolta delle compagnie che non sono autorizzate a vendere la copertura assicurativa auto in Italia, che sono reperibili comunque purtroppo online, l'Istituto di Vigilanza ne oscura a decine ogni anno. Attenzione quando il preventivo è troppo basso da essere giudicato fuori mercato, in quel caso molto probabilmente c'è dietro una truffa, una compagnia truffaldina e se io mi assicuro con questa compagnia
pensando di aver fatto una cosa giusta, corretta, in realtà risulto non assicurato e quindi sono un pericolo anche per gli altri naturalmente, ma anche per me stesso, perché avrò tutte le conseguenze di una circolazione senza assicurazione che comportano multe, ammende e quant'altro. Allora Presidente, dopo ci sarebbero anche altri argomenti, ma magari guardando il vostro manuale si riescono a spulciare diverse cose. Io ho visto dall'esempio che avete fatto a livello pratico 250 euro di risparmio, controllando bene tutto, non è poca cosa. Parliamo dopo la pubblicità anche di telefonia mobile, pochi secondi.